Il grande spettacolo dell'arte torna in scena nella città del Santo. La 34esima edizione di Arte Padova ha aperto i battenti, una fiera da 25.000 visitatori all'anno che porta nel capoluogo i principali nomi dell'arte internazionale del Novecento e dei giorni nostri. Arte Padova è una mostra che ormai esiste dal 1990 con un crescendo di consensi sistematico, per cui direi che l'espressione che dà dell'arte moderna e contemporanea è importantissima, notevole. Sono rappresentate praticamente tutte le correnti che hanno attraversato il Novecento e gli autori presenti sono i più importanti in assoluto, da De Chirico a Cunellis a Fontana, Burri. La presenza è di circa 15.000 opere dei grandi maestri e poi un numero non meglio precisato di opere di emergenti. Noi dobbiamo dare spazio ai giovani, dobbiamo dare spazio a chi deve emergere sul mercato e perché no ai futuri Fontana. È un piacere vedere queste opere esposte e parliamo di un numero veramente importante di opere, parliamo dei grandi maestri, parliamo dei giovani emergenti che domani potrebbero essere anche da un punto di vista di investimento interessanti economicamente, per cui ci sono tutti i motivi giusti e buoni per venire a vedere Arte Padova. Circa 300 gli espositori distribuiti nei padiglioni 3, 4, 7 ed 8 della Fiera di Padova, un vero spettacolo per gli occhi e la mente, che spazia da mostri sacri come Fontana, Burri, De Chirico, Warhol e Picasso, fino agli artisti emergenti italiani e internazionali. Non una sola esposizione, ma molteplici mostre assieme. Quello che io vorrei veramente far capire a chi ci sta guardando è che qui si ha la possibilità di vedere 30-40 mostre contemporaneamente, di artisti di livello straordinario. Qui ci sono dei pezzi di valore veramente inestimabile. Insomma, venite a visitarla perché una mostra come questa bisogna vederla, bisogna respirarla, bisogna viverla. Per l'intero fine settimana Arte Padova sarà visitabile in combinato con Antiquaria per un percorso unico che trasformerà la città del Santo in una vera capitale dell'arte. Sì, un'esperienza bellissima sia ovviamente per gli appassionati che per i cittadini comuni che possono immergersi in varie fasi artistiche, dalla pop art all'arte più storica, contemporanea, e quindi il consiglio che do a tutti i padovani è di venirla a visitare.